Sabato 1 ottobre si è svolta la presentazione ufficiale dell'Alta Volley, la società padovana di San Giorgio delle Pertiche che da tempo collabora con l'amministrazione comunale e che opera anche a Borgoricco, Curtarolo e Marsango. L'amministrazione comunale di San Giorgio delle Pertiche da più di 40 anni collabora con l'Alta Volley, ma negli ultimi anni in modo particolare si è stretto un legame proprio dovuto al miglioramento delle strutture in cui le ragazze si allenano e giocano. Con 200 atlete tesserate e 10 squadre dall'Under 12 alla Serie C, Alta Volley partecipa a tutte le categorie dei campionati giovanili. La cura rivolta allo sviluppo del vivaio, da sempre prerogativa del club, si rivela un utile investimento per la prima squadra, neopromossa in Serie C, che quest'anno punta a mantenere la categoria. La squadra quest'anno è composta da una componente giovane che viene dalla seconda squadra e da una componente che già c'era l'anno scorso in Serie D. Abbiamo una nuova entrata, una banda, e quello che ci proponiamo quest'anno è di giocare un campionato al meglio delle nostre possibilità, di salvarci e chissà di raccogliere qualcosa in più. Sicuramente quest'anno vorremmo confermare le nostre categorie, la Serie C e la Prima Divisione. Lo faremo cercando di coniugare questo lavoro con il lavoro sulla qualità che abbiamo impostato da anni con il nostro direttore tecnico Giovanni Galesso, che ha esperienze di alta categoria, quindi in serie nazionali e anche come selezionatore provinciale. Lo faremo anche assieme a un'altra società che ci dà una mano, che è il Volley Fratte, con cui da quest'anno collaboriamo e con la quale abbiamo messo in piedi l'Under 18 e la Prima Divisione grazie a atlete che vengono da quel vivaio. A mio parere l'obiettivo principale delle nostre squadre è sicuramente quello di creare la maggior crescita di gruppo ma anche individuale possibile, quindi io non parlerei di obiettivi o di risultati di punteggio, diciamo, ma di crescita individuale. I gruppi, le collaborazioni sono state fatte per questo, per permettere alle ragazze di avere più esperienza possibile. Per quanto riguarda la prima squadra, io mi aspetto una crescita soprattutto di quelle che hanno maggiori margini, quindi quelle un po' più giovani, e cercheremo di far di tutto per fare un buon campionato, sia grazie all'apporto di quelle più esperte ma soprattutto grazie all'apporto delle giovani che crescono. Questo è un po' il nostro obiettivo principale. Obiettivi che potranno essere raggiunti grazie al fondamentale apporto dello sponsor Nova Funghi, da 10 anni partner di Alta Volley. Nova Funghi è da 10 anni che sostiene la società Alta Volley, è onorata nel farlo perché è una realtà importante dello sport del territorio. L'azienda Nova Funghi si occupa di prodotti alimentari, produce specialità, funghi, carciofi e oltre che essere impegnata a fare prodotti sempre di migliore qualità da trovare nei supermercati, negli ipermercati, quindi sul mercato nazionale e anche internazionale, è molto impegnata nel sostenere le realtà del territorio e soprattutto questa società che così eccellenti risultati ha ottenuto e che sviluppa uno sport sano, soprattutto rivolto ai giovani. Sviluppo del settore giovanile, sinergie con enti e istituzioni locali, proficue collaborazioni con le società limitrofe. Alta Volley segue il trend di crescita del volley padovano. Il movimento della pallavolo padovana, unico nei generi del territorio nazionale, perché non fa una distinzione del ruolo tra atleti, allenatori, dirigenti e arbitri, continua a cercare di raggiungere obiettivi importanti. Cerca sinergie, invita tutte le associazioni sportive a fare questo, dalla 1 all'Under 12 è tutto un unico movimento. Noi speriamo che facendo così anche altri territori riescano a prendere tantissime soddisfazioni come ce le stiamo prendendo noi. Amministrazioni locali, istituzioni, mondo nella scuola sono già molto legate al movimento della pallavolo padovana. Speriamo che diverse aziende sponsor incomincino ad affiancare quelle che già abbiamo, che hanno visto nel veicolo della pallavolo un ottimo mezzo per raggiungere anche i loro scopi. Non resta che unirci all'augurio del presidente Camporese. In bocca al lupo, Alta Volley!